che non sono molto entusiasta di stare qua. Ma compimi, cortesia che ti tornino. Te la prendere, Teresa, ma prima avrei parlato con papà. Qui Santo Resi. Ciao paparino! C'è un stato? Ma ci vuoi mai di che vanno a scali sabato mattina, eh? Non sarai mica succeduto anche a domani? No. Papà? È meglio che ti siedi un attimo perché devo dirti una cosa. Dimmi. Sì. Ho sentito pari, no? E non sai un po' di scontare su di me. Contimi. Sarebbe meglio a quattro occhi. Ma tu sei tu? Ma tu non hai di fare di qualche altra banda, eh? Sicuro, ho chiappi l'occasione per la paglietta e per quelli aragoste. L'aragosta? La sesta, non partitisca non nome macacà sbagliato, sai. Ma contimi, dai, già dove dici? Papà? Sono incinta. Contimi frutta, già dove dici? Hai capito benissimo. Sono incinta. E ci faresti tu voglia, vedi me? Niente. Aspetta con me, Stasia, aspetta, vedi sentiti un secondo. Tu, insomma, tu vuoi farmi capire, tu mi stai dicendo che tu sei un po' plena. Mi vedi? Bello, è quella l'iniziativa. Oh, papà! Insomma, il farabut, no? Il padre sarebbe è Agostino. Agostino Bu. Oh, non sarai mica il figlio del vecchiato? Dicimi la verità, Tasia. Dici a lui? Sì, ma mi vuole tanto bene e io gliene voglio a lui. Tu gli bene, al figlio del vecchiato. E dice ti sei innamorata dalle Luiane, eh? Io lo sai, tu mi insegna a me, buttarsi in te macchine da chiara masanate. Ma c'è si fa, una frutta biele come te, intelligente, figa pochi fa. Amici miei, di avvocati, di ingegneri. E tu? Tu vai con Agostino, il vecchiato? Adesso è inutile che gridi, sai. Ormai quello che è fatto è fatto. E poi lui mi vuole sposare. Anche? Ma io mi chiami a pacchi su tu museo di Cicchino? Sapevo, sai, che avresti reagito così. Lo diceva anche la mamma. E ce ti hai dito anche voi, Ha detto che se ci vogliamo davvero bene non c'è nessun problema. la solita superficiale. Sicuramente avrà già pensato a un matrimonio con un grunde invitato. Infatti. Ecco, io dico, equivalesse di paiasse con chi. Sa pensa di far fidare su di me, si sbaglia? Ma papà, ascolta, io non pretendo niente da te. Io volevo solo renderti partecipe. In fondo, io lavoro e guadagno qualcosina e anche Agostino lavorando da suo papà. In qualche modo combineremo. Beh, se non abbiamo nient'altro da dirci, allora io vado. Sentiti, Asia, sentiti, vecchino. Anche so ne fie storlocchi, sono sempre pari, no? E ho capito che per sposarsi vanno in Burundi bene, ma siccome già l'hai compreso. Insomma, quello è il meno, ecco. Stai che faccio il ghiambo ai presi dai compresi, conduce che l'ha aumentato il zucchero. E dopo vieni via a Zagnosis. Boh, partire, come fa un 7 mani a Ravasclei. Veramente io e Agostino pensavamo di andare 2 settimane a Londra. Londra? Sì, volevamo salire sul London Eye, la ruota panoramica. Ma poi la Santa Caterina, gli là. Poi volevamo vedere il Tamigi. Ah, mi pure il morso un po'. E il British Museum. Vabbè, sarebbe artisti.
Ti parti a Fawis, a chiesa di Turo Bologna, mi ordino un museo. Ma papà, è l'Inghilterra, l'Inghilterra. Do you understand? Il prossimo mese? Sì, a Milano il prossimo mese fa su stand. Papà, sei incorreggibile. E contimi, non pensavi di stipulare il contratto? Papà! E il matrimonio e poche robe lì. Beh, io e Agostino pensavamo di sposarci il prossimo mese. Il prossimo mese. Ma dimmi, funzioni la vetteria? Sì, funziona, c'è sempre tanta gente. Beh, allora se i robe si sta così, non mi resta che ridi, ci rendi, siete contenti che voi. Grazie papà, ti voglio bene. Sì, ci dite di restare a mangiare con me. Ah, sì, molto bene. No, per sto condizione, sto bisogno di mangiare sostanzioso. Facciamo un'altra volta, dai. E non ti preoccupare papà, sono invitata a mangiare dai genitori di Agostino. Brave che frutta e come sì che ti riconosco. Quando ti invidi, mai di no. Bravo. Va là e sta quiete che tutta la bene. Grazie papà, ciao, a presto. Sta quiete. Ma io no. Tra i monti di pietra può nascere un fiore. Prima di un sgnotti di reale paschere. Non credevi che un uomo come lui al poter essere così affettuoso e generoso. Invece di fare anacroni, tu ti racconti il biglietto. Che biglietto? Prenda il super enalò. Io ti tiro fuori il biglietto. Poi viene a passare la scovetta sottiama, Magari è colata là? Sì, va là. Ma non sta chiara la massa per il smesso, Robby. Beh, prima finisce qui e dopo voi di là. Ah, boh, allora se tutto resti schio, sono io che voi di là. Anita? Rudy? Mi pare che ultimamente io e tu che macchia se so? Sto smietando il principe azzurro. Se venni a aspettarlo proprio da chi? Forse l'ho già chiamato. E qui saresti, Se non so rimaste curiose, Attilio, il trottolino. Attilio, il trottolino? Io sei sicura di non averti appato nel pacchetto al chiaro? Ma come le robe si sono cambiati? Cioè? La Pie? Dopo che vi è, Signore Anita, sembra serio di lei. Avevamo deciso Tortorino di darci del tu? Diavolo, c'è molta cambiare idee su qui. Paresi, io a chi, tu di là, svole. Oh voi. Paperino, non ti sembra di essere un po' troppo duro con lei? Non bisogna mai mollare guarde, e poi voi non è giornate. Ho brutte notizie, Ciccino. Catastrofici. Sofie? Ma brutte greppie che se non impara a farsi sulle affari con i bottigli. E c'è uscite, c'è voi ne uscite anche. Sì, comunque le figlie è un po' che... come si dice? Brave, rompite che robe lì. E pensa, anche voi di sposarsi. Ma lei meravigliosa! Ulfida Becchiara. Ma c'è Centria, sarà sicuramente una bellissima sposa. Sì, e anche le bellissime spese. Oh, ma stai brutta, ma non sta senza Cinzia chi vede? Che avete pensato? Ci sono tante cose a cui puoi pensare, Robrettino. Sai per esempio, ieri sera ti ho pensato tanto. Che c'è? Così pensavo come potevamo stare bene insieme io e te. Ula. Qui da te. Mi parrebbe, no? E chi ha detto invece? Ma io sto in
naturale. Allora tu pensavi di venire qui, punto fi. Sì, ma lui si contenta di po'. Io non ti hai promesso di lui, è tutto chiacchiere così come se fosse tu deciso. Lo so, Cricciolino, ma io ho avuto nell'usta e tu e voi che mi fa ben sperare. Vabbè, non è ripresa la parete. Io, alle provi gustare? Oh, allora, ti invita adesso a mangiare, ma lui è la frase più così. Non sta preoccupato, io per oggi ho preparato un pasticcio di lasagne fatte in casa con un ragù di quello con i fiocchi. E tutti li ho già mangiato tutto. Io ci mangio. Io voi Taresi mi ha preparato risotto sclopetin e polpettone di polesco e patate. Chiaro, mi tocca accontentare, Anche se vuoi avere scuola di un panino alla mortadella. Buon appetito, figlio, presto. Mandi all'età. Ris, col scloppettino e il polpettone. Ah, io ho sbagliato il chiasso, Invece di contare tanti monari, avete dato il biglietto. Andiamo con quel biglietto. No, non vuoi chiattare? Non posso fare così. Magari sono una pantiana, No. I pantiani sono giù a superare. Comunque, io voglio mangiare. Va bene, figlio, anch'io per chiesa a me. Però mi raccomandi, castigli a tempi nelle sguardo al polpettone. Io sto là in chiesa, ma Tilio là di là che sta mangiando un buon risotto. Esatto. Mandi per Dillo per comprare il riso. Non mi fa bene. Signore. Perché se con te mi ha detto Tarese che vuoi tu mangi il risotto. Ma non starà da urli che là, da dove sflotti spacchiare. Ma tu, sei venuto a portarmi bene. Sì e no. Spieghi mio. Io avrei come tutti i bestie di te. Ma pensavo, sono podelli, dati dopo ne parla, perché praticamente... Aspetta, fammi capire bene. Tu vorresti voi che io ti concedi una dilazione? Ma lasciami ricordare il concetto. No. Ma dai, Dio, di parlare mi fai a fare niente. C'è bien, tuo figlio, un'eghite, pari e figlio. No. Non so che canale. Ti ha peccato. Magari ho sognato, senti il pool di Vinci, col biglietto che ti hai regalato. Io... Non stai chiacchierando di che biglietto. Non certo. E lo hai perduto? C'è avuto la una persona precisa e ordinaria come te. Ciò di dici, Beppe, lo ci ho perduto, non avevi mai perduto lui prima. Però, pensando bene, mi sono insegnato su questi biglietti. Tutti numeri scongiurati. Ma sei tu matto? E sapessi di dire tu? Ma Robis di mangiarsi il fiato, ma pensi tu? Ma sei scoperto? Intanto mi ha tutta questa che no, io ho fatto tu il biglietto. Ecco, e comunque si può anche controllare l'estrazione io fa poco. Oh, già tu c'è soddisfazione. Alle come da un po' di mondolata a un cavallo dentiere. Buon ascolta il mio problema, va? Beppe, si orride come. E sono quasi di sbocco. Se tu pensi la televisione. Se tu pensi la televisione, puoi anche controllare. Ma tu, pensi tu che io vedi la televisione? No. Tu le abbassate via, che greppie da me femmine? Da me ex femmine. Oh ma,
l'è stato un bene, Ma c'è che volte la bolletta della luce è stata manco chiare. Ascolti, ha trovato una radio? Sì, una radio uguale. Allora, qui lo dà mano, dai. Dai, questa cosa adesso. Vi diamo ora i numeri estratti del concorso odierno del Super Enalotto. 21, 21, 38, 38, 54, 54, 58, 58, 6, 3, 63, numero jolly 12, 1, 2. E ora vi auguriamo un buon proseguimento, un buon ascolto.